area di cambiamenti, area di intesa, quella che i comuni capoluogo di provincia cercano di raggiungere in tema di ambiente e smog. Basta andare in ordine sparso, ognuno con una propria ordinanza con criteri, limiti e deroghe ad hoc. D'altronde si sa, le colpe dello smog sono molteplici, senza per forza dover demonizzare le auto. Si possono contare anche il riscaldamento con magari vecchie caldaie, i caminetti. Bruciare la legna nel camino produce smog. Ma se lotta alle polveri sottili deve essere che almeno veda tutti seguire regole comuni, da qui il produttivo incontro a Palazzo Trissino a Vicenza tra gli assessori all'ambiente dei 7 capoluoghi di provincia. Dopo un bilancio di un inverno appena passato con sforamenti continui dei limiti e maglie nere per lo smog, Vicenza ha vinto la sua, il coordinamento annuncia il protocollo aria, il passaggio nelle rispettive giunte e poi la firma entro maggio che lo renderà operativo per le future iniziative come l'ordinanza comune. L'ordinanza comune poi dopo è fatta anche delle deroghe che fanno parte integrante dell'ordinanza stessa. Fare in maniera che le deroghe siano le più omogenee possibile è sicuramente l'obiettivo su cui stiamo lavorando. Dare uno strumento unico alle 7 città e poi portarlo, come abbiamo spesso richiesto fin dal settembre 2018, l'anno scorso l'abbiamo firmato in 4 città, di richiedere un maggior coinvolgimento dei comuni contermini. Per noi questo è essenziale. Perché le polveri sottili non si fermano in città e avere una politica ambientale in sintonia anche con i comuni della provincia è l'altro grande obiettivo. Altro nodo al quale si vuol dare soluzione è quello dei negozi che estate e inverno tengono le porte spalancate con riscaldamento o aria condizionata lasciate andare. Noi non possiamo imporre di chiudere le porte, però possiamo sensibilizzare gli operatori economici in questa direzione ed è quello che stiamo facendo attraverso questo bando che prevede anche l'istituzione di un concorso fra le scuole per la vetrofania da applicare appunto ai negozi che adottano questo tipo di iniziativa.